Buongiorno a te Andrea, buongiorno al tuo pubblico e buongiorno ai tuoi ospiti. Nella notte è stato firmato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che avrà validità fino al 3 di dicembre. Comprende una chiusura, un coprifuoco per tutte quante le regioni che va dalle ore 22 alle ore 5 del mattino e orario nel quale ci si potrà muovere solamente muniti di autocertificazione. In tutte le regioni verrà predisposta la chiusura dei musei e delle mostre, la didattica a distanza per le scuole medie superiori, la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi, la chiusura dei corner scommesse sulle tabaccherie e sui bar. Inoltre ci saranno la divisione delle regioni in fasce a seconda del rischio di contagiosità. Il Veneto non si sa neanche ancora se appartiene alla seconda fascia, quella arancione, o alla terza fascia, quella verde. Le norme restrittive cambiano e con lockdown con piccole chiusure più mirate. In America sta andando ancora avanti l'Election Day e non si sa neanche ancora, non c'è neanche ancora certezza su chi sarà il nuovo presidente. Per quanto riguarda invece la cronaca locale, è stato dato l'ok da parte del prefetto per le telecamere e per la possibilità della videosorveglianza nel territorio clodiense. A te la parola e buona giornata. Allora, buongiorno, questa mattina siamo solo io e te, Mauro, anzi salutiamo Bene, dai. Michaela che prepara già l'introduzione appunto a questa rassegna stampa. Allora, grazie della tua presenza, vado Ciao velocemente, questa Andrea. mattina ci sbrighiamo che siamo tutti un po' di corsa. Allora, leggo come al solito il Gazzettino, ma ci sono anche altri articoli praticamente. Ovviamente la notizia del giorno è il famoso DCPM che è stato diciamo firmato poco prima della mezzanotte di ieri e ancora bene non sappiamo tutte le cose, ma in pratica 9 divieti, ok, il titolo questo del Gazzettino, mai caos regioni, da giovedì in tutta Italia proibito uscire dalle 22 fino alle 5 del mattina. Sono chiusi musei, mostre, lezioni online superiori. Però la notizia è che praticamente andando a prendere anche i giornali online, scusami, allora ho preso, se non sbaglio, Repubblica. Ovviamente la notizia del giorno anche che c'è il testa a testa tra Trump e Biden in America, adesso vedremo come andrà a finire lì. Ci sono alcuni stati ancora che sono in bilico, In quindi non è bilico. detto che Trump, al contrario di tanti che dicono che non vinca un'altra volta, sarebbe il colmo. Allora, leggo il titolo di Repubblica, DPCM, Conte ha firmato, nelle zone rosse vietate anche la mobilità interna, insorgono le regioni, ultima novità rispetto alla bozza, parrucchieri aperti anche nelle aree rosse, in quelle arancioni chiusi bar, ristoranti, negozi, stop e spostamenti tra regioni. Lombardia, Piemonte e Calabria ad alto rischio. Le misure in vigore da giovedì, in pratica. Quindi sapevamo già che c'era questa cosa, era stata ampiamente anticipata. Adesso voi delle forze dell'ordine avrete l'onere di cercare di far rispettare questi provvedimenti. Ovvio, adesso vedremo un attimo il Veneto come sarà inserita. Come sarà inserito il Veneto appunto in questo nuovo DPCM, anche perché sembra che sia diciamo un misto tra verde e arancione il Veneto, ecco. Quindi sarà da capire le zone e attendiamo ovviamente di leggere il decreto firmato in modo da poter essere chiari, anche perché usciranno sicuramente nuove regole sul discorso delle contravvenzioni che le forze dell'ordine dovranno essere chiamate a fare nel caso di controllo. Sì, da capire anche il discorso delle didattiche a distanza, che poi all'inizio sembrava fossero inserite anche le scuole medie, mentre adesso sembra che si parli solo di superiori. Quindi ovviamente sicuramente sarà anche per evitare il discorso di trasporti pubblici che sono stati dimezzati, credo che venga confermata sta cosa. Il problema è che se il trasporto pubblico viene dimezzato, parlo del pullman che porta i Chioggiotti a Venezia, sarà da vedere se mettono 2 pullman o se ne rimane uno, perché il pericolo è che rimanga gente anche a piedi, insomma. Quindi, ripeto, bisogna leggere il decreto firmato e poi da lì si faranno tutte le valutazioni. Spero che ci sia anche, Zaia ha detto che vuole essere sentito se ci sono nuove restrizioni, però mi auguro che ci sia un cambiamento su quello che riguarda la gestione quantomeno dei ristoranti, insomma, ecco.
Poi Allora, se dicono che lockdown alle 10 tutto chiuso, e lì quantomeno si darebbe la possibilità almeno di fare un turno alla sera. leggo un attimo allora le varie differenziazioni. Praticamente c'è la fascia rossa, fascia arancione e fascia verde. Fascia Esatto. rossa c'è praticamente il Piemonte, la Lombardia, la Valle d'Aosta, il Bolzano e la Calabria. Fascia arancione c'è la Campania, Liguria e la Puglia. Fascia verde ci siamo noi del Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trento, Toscana. E anzi no, scusate, fascia verde arancione, quindi infatti qualche Esatto. gazzettino la mettono a strisce, Emilia Romagna e Veneto. La fascia rossa è quella dove c'è l'infezione più grave, ovviamente. La fascia arancione è dove il livello di contagio è intermedio e invece la fascia verde invece dove gli ospedali sono sì in affanno ma sono con posti letto disponibili. Ecco, io vorrei anche così riprendere un attimo una pubblicazione che abbiamo fatto ieri sapete che abbiamo anche una pagina su Venezia, ieri abbiamo pubblicato un video, non so se hai visto, di una manifestazione di, diciamo, Sì, di sì, a commercianti, Venezia. sì, che è stata ripresa anche dai telegiornali nazionali, è stata ripresa anche dal TG5 in pratica, e praticamente per questi qua, per protestare, per carità, adesso sembra quasi che io personalmente sia contro le proteste assolutamente, ma erano tutti ammucchiati e tutti Lo so, quanti senza concentrati, mascherine. senza mascherine, addirittura molti si giravano le mascherine, facciamo così, una cosa onestamente dell'altro mondo, ma adesso dico, mettiamo che passa la polizia in quel momento, la sanzione quant'è? Al di là del fatto che non si Lì, possono sanzionare 1000 persone e beccarle tutte quante, parliamoci chiaro. per carità, se sono riconosciute e identificate, sicuramente si dovrebbero comunque contravvenzionare. Il fatto è che questi comportamenti comunque sono pericolosi perché non neghiamo, il virus esiste, il virus c'è, se all'interno di quel gruppo diciamo di persone che manifestavano c'è qualche asintomatico, è chiaro che ieri era l'occasione migliore per il virus per propagarsi. Ecco, magari quelle persone questa mattina sono andati sui posti di lavoro, sono andati a fare altre cose, magari ad accudire anche un familiare anziano, e lì il gioco è fatto, insomma. Quindi manifestare sì, però mantenendo sempre comunque la soglia di attenzione alta, insomma. Ecco. Quindi l'utilizzo della mascherina, il distanziamento. Ecco, questi episodi sicuramente non giovano a chi vede la televisione perché si crea comunque confusione in questo momento qua. Ecco. Quindi meno confusione c'è e più sicure sono le notizie, questo giova a tutti, insomma. Ecco. Questi comportamenti creano solo pericolo e confusione. Sì, ma poi dopo aumenta il rischio di contagio perché cioè, continuano a esserci gente. Adesso, sinceramente, ieri, perché oggi è stata una giornata campale, perché ci sono state tutta una serie di nuovi casi positivi su strutture. Io personalmente ho fatto un intervento, ho cercato anche un po' nel mio piccolo di rassicurare perché, per esempio, certi mi chiamavano e dice guarda che ci sono dei positivi in ospedale che sono in quarantena, ma ovviamente l'ospedale è il primo posto dove, cioè non è che l'ospedale è immune come, voglio dire, si contagiano i campioni, come si contagiano È chiaro che il diciamo, positivo va lì in ospedale, e insomma, quindi, no? e quindi Se ha praticamente, ecco, determinate patologie. però per fortuna le varie notizie che abbiamo, ieri sono stati rimasti chiusi tutti gli uffici postali di Chioggia, Sottomarina, quello di Chioggia è in ristrutturazione, ma quello di Sottomarina, quello di Sant'Anna e quello di Borgo San Giovanni sono rimasti chiusi per sanificazioni. Questa mattina verranno riaperti perché appunto c'era un impiegato che era risultato positivo. Ecco, però la buona notizia è che dalle notizie che abbiamo, la maggior parte delle persone sono asintomatiche oppure hanno sintomi lievi. Però proprio stamattina guardavo su La Stampa, c'era un'intervista, un video a Ilaria Capua, la famosa Sì, virologa, che diceva che comunque diceva una cosa che è la prima volta che sentivo. Uno diceva che comunque anche quelli che hanno avuto da una ricerca, la citava, adesso non sono in grado di citare no, ma da una ricerca che è stata pubblicata, anche quelli che hanno avuto sintomi lievi, ok, che quindi non sono andati a finire in ospedale, poi facendo le analisi si è scoperto che comunque hanno avuto tracce del passaggio del coronavirus
avendo addirittura cicatrici sui muscoli e anche sul cuore, tanto per dirne una. Quindi non è, non è una passeggiata, bisogna cercare in tutti i modi di evitare di prenderla. E diceva appunto una cosa a mio avviso molto importante, che fino adesso non avevo sentito, che sarebbe da fare una statistica, se possibile, ovviamente non sarà possibile, su tutti quelli che hanno avuto un comportamento virtuoso e quindi stanno attenti, indossano le mascherine e fanno tutto quello che c'è da fare, compreso il distanziamento sociale, se si sono ammalati o meno. Ecco, questa sarebbe una cosa veramente interessante. Che ne dici, Mauro? Beh, sarebbe interessante, ma c'è anche un gruppo su Facebook che raccoglie tutte le persone che sono state positive al virus, che sono negative adesso, che quindi sono guarite, ma che comunque hanno purtroppo, presentano ancora da guariti, diciamo, delle problematiche abbastanza, non dico serie, però abbastanza, diciamo, tra virgolette invalidanti anche, no? C'è la mancanza di concentrazione, ci sono diverse patologie. Infatti in questo gruppo che lo sto seguendo ci sono tantissime persone appunto che danno le proprie testimonianze e che fanno capire di non scherzare con questo virus, perché una volta che l'hai contratto, anche se sei negativizzato, che sei negativo ai tamponi, hai comunque in determinati soggetti, hai comunque delle ripercussioni anche successive, insomma. Quindi non dobbiamo scherzare in questo momento, punto. Inutile negare che non esista, però con intelligenza fare anche determinate scelte politiche, ripeto. Però prendere e negare l'esistenza di questo virus e comportarsi in maniera non adeguata è pericoloso per sé e anche per gli altri. Sì, perché tra l'altro i morti non è che sono diminuiti, perché stanno aumentando tra l'altro. Dopo c'è tutti quanti quelli che dicono ma bisogna vedere cosa avevano, cosa non avevano, ma anche se uno avesse avuto delle patologie senza il Beh, virus. ma anche l'ipertensione, sembra che anche chi è iperteso è a rischio, giusto? Ma con l'ipertensione vai tranquillamente anche a 90 anni, insomma, non è che hai bisogno di contrarre sto virus. Io ho capito le patologie, però se uno sta attento può tranquillamente arrivare ad avere un'età, insomma, adeguata, ecco, per passare a miglior vita. Quindi, ripeto, è inutile negare queste cose, insomma. È da stupidi comportarsi in maniera non adeguata. Allora, sorvolando abbandonando almeno temporaneamente il Covid, che ovviamente purtroppo è una Aspettiamo notizia. di PCM firmato, insomma, per quello, dai. Ecco, c'è un altro titolo che è interessante e io ieri ho ricevuto anche diverse, così parlando, contattando la gente, diversi che criticavano il discorso del bonus bici. Praticamente dicevano invece di spendere i soldi per le biciclette e per la mobilità, magari era meglio invece dotare le famiglie di computer, perché ci sono tantissime famiglie che hanno adesso col discorso della didattica a distanza hanno grandi difficoltà perché tanti non hanno il computer. A me ha chiamato gente e dice io non riesco a seguire, oltre al problema della connessione. Apro una parentesi e la chiudo, ringraziamo sempre tutti quelli contrari al 5G che praticamente di fatto impediscono la realizzazione di un'infrastruttura importantissima che ci farebbe tutti lavorare meglio senza nessuna controindicazione. Chiudo la parentesi. Allora, sul bonus bici, solita farsa del click day. Tu su questo tema cosa ne dici, Mauro? Ma ieri sono andato per curiosità a vedere com'era la situazione della lista di attesa. Erano quasi 500.000 persone in attesa. Sono d'accordo sul fatto che prima di dare contributi all'acquisto delle biciclette, benché magari anche importante dal punto di vista ecologico, per carità, ma era sicuramente priorità di un governo dare soldi e contributi alle famiglie per poter garantire ai propri figli magari di fare la didattica a distanza, chi ha le scuole superiori, chi ha anche alle medie, perché determinate zone rosse sicuramente magari i ragazzi delle medie, ripeto, leggeremo il nuovo DPCM, i ragazzi delle medie magari staranno a casa, quindi non tutti hanno il computer a casa, tanti ragazzi utilizzano il telefonino, però magari contributi per mettere una linea internet a casa e avere un computer, un tablet per dare la possibilità di seguire le didattiche a distanza era sicuramente una priorità in questo momento. Ecco. Quindi la bici elettrica, se poi ci sono i lockdown, la circolazione tra comuni è bloccata, ecco, cosa serve la bicicletta in questo momento che si va verso anche l'inverno? Quindi era la priorità prima di tutto i computer. Curiosi perché tanti mi chiedono se anche una curiosità è quella se il bonus vacanze verrà prorogato o meno,
perché di solito la gente mi diceva che scadeva il 31/12 di quest'anno, però con tutti questi blocchi chiaramente la gente si trova impossibilitata anche ad andare ad utilizzare questo bonus vacanze. Non so se questo DPCM prevede la proroga o è mantenuta la scadenza a fine di quest'anno, perché anche queste sono le curiosità che ci scrivono degli utenti sulla pagina Facebook nostro del sindacato anche, insomma. Allora, torniamo alla cronaca locale, purtroppo torniamo sul discorso del Covid. I giornali di oggi hanno ripreso la notizia che avevamo messo già pubblicato noi ieri, focolaio in geriatria, a Chioggia 3 positivi e altri 328 contagiati. Leggo questo titolo, 328 contagiati, probabilmente Mi sembra riferisce... 328 sono tantissimi. Ma si riferisce a tutta la città ovviamente di Chioggia. Ma francamente Mauro, tantissimi. Cioè, allora, quando arriva l'influenza, praticamente, e ogni anno Ce c'è ne sono di più. l'influenza, leggo da quello che si legge che l'influenza colpisce circa il 10-15% della popolazione. Siamo 60 milioni di abitanti, quindi il 10% sono 6 milioni. Su Chioggia la popolazione è di 50.000 abitanti, quindi il 10% pur spalmato diciamo nei mesi invernali, nei 3 mesi più clou invernali. Questo è il periodo diciamo più brutto in pratica per queste malattie che sono diciamo respiratorie in pratica, e se facciamo il 10% su una città come Chioggia sarebbero 5.000 persone, quindi tutto sommato, se questi fossero i numeri reali, non diciamo sarebbe un numero anche, mi permetto di dirlo, tutto sommato sotto controllo. Sì, nel senso tantissimi, nel senso che purtroppo, come dicevo prima, il Covid può avere delle ripercussioni, no? delle problematiche successive. Però il fatto della geriatria è da capire se erano già anziani ricoverati in ospedale o magari se sono anziani che sono provenienti magari anche dalla casa di riposo di Chioggia, quindi da capire anche questo, insomma. Allora, ieri ci siamo informati, perché ieri siamo stati in contatto più volte sia con alcuni che avevano i parenti di geriatria, e sia abbiamo chiesto anche, diciamo, all'ufficio stampa della ASL, perché appunto sì, noi non vogliamo creare allarmismo, ma No, assolutamente. bisogna anche dirla in pratica, no? Allora, innanzitutto, perché sembrava che addirittura tutto il reparto fosse contagiato, invece l'ufficio stampa ha smentito, ha assicurato che non ha voluto dire il numero preciso, però ha parlato di poche unità di anziani contagiati, quindi sono quelli che sono in geriatria in pratica, no? Mentre il primo momento sembrava, e l'accesso ovviamente, perché c'era una voce che girava che addirittura il reparto era chiuso, in realtà l'accesso è contingentato anche dalle norme anti-Covid, quindi certo. non ci può essere il flusso di persone avanti e indietro. Quindi diciamo tutto sommato è una situazione, purtroppo nella situazione generale che abbiamo, è una situazione di normalità. Dobbiamo insomma capire, ci sono diciamo persone che sono a casa in quarantena, insegnanti, famiglie, genitori, bambini, più scuole ci sono stati bambini, studenti che risultano positivi. Nel mondo della pesca anche lì ci sono diversi autorevoli esponenti che sono a casa in quarantena anche loro, abbiamo del personale di Veritas, insomma c'è ovviamente è facile, lo si può prendere, però insomma ci sono le misure e se si osservano la quarantena. L'altro problema è quello dei tamponi, non so se hai sentito. No, tamponi so che li fanno qui in via Vespucci, no? Che quando hai l'appuntamento vai lì, ti rechi all'orario preciso, vai con la tua macchina, prendi, ti fai il tampone e torni subito a casa, insomma. Ecco, ma penso che non ci siano. Che problemi hai avuto te per il discorso No, il problema è che a volte... segnalazioni. Allora, no, il problema i tamponi stanno facendo, ovviamente tanti vorrebbero fare il tampone immediatamente. Logicamente, anche qua bisogna capire che le risorse sono quelle che sono, anche se sono aumentate rispetto a marzo-aprile l'anno scorso. Adesso i tamponi ne fanno a raffica, però pur facendo la raffica ci sono dei numeri, quindi ovviamente a volte non te li possono fare il giorno stesso, te li fanno il giorno dopo o dopo 2 giorni. No, anche dopo 2 giorni ti arriva l'appuntamento. Ma voglio dire, non è che si possa, diciamo... E poi la risposta arriva anche dopo 2 giorni, 2 o 3 giorni, insomma, ecco, non è che sia una cosa immediata.
Certo. Intanto uno rimane comunque a casa al sicuro e se ne sta tranquillo, insomma, ci sono con tutte le precauzioni, ecco. Quindi inutile fare le corse, insomma, ci vuole un po' di pazienza e poi l'importante è che arrivi l'esito negativo, insomma, del primo tampone, quantomeno poi. Sto guardando un attimo se c'è qualche altra notizia relativa, diciamo, alla nostra zona. Dopo, eventualmente... No, su Chioggia mi sembra che non ci fosse altro. Sì, no, la cosa importante è anche che leggevo sul Gazzettino che hanno attivato le telecamere finalmente. La Ah, ecco, prefettura bravo, ha dato bravo. l'ok per le telecamere a Chioggia, molto importanti per 1001 motivi, non sto qui ovviamente ad elencarli, però la videosorveglianza è importantissima per la nostra città, ecco. Certo, perché oltre, diciamo, a così scoraggiare, diciamo, comportamenti inadeguati, anche di magari di, come si dice, di cosiddetta microcriminalità, quindi, che ne so, il teppismo piuttosto che chi va in giro a rompere, insomma, le mascalzonate che fanno certi ragazzi, ma anche quando ci sono episodi più gravi, le forze dell'ordine poi possono avere tipo furti, tipo rapine, tipo cose del genere, e quindi diciamo è sicuramente una dissuasione per chi invece vuole fare le cose, diciamo, contro legge. È un buon deterrente, specialmente le telecamere anche dell'usenzo, perché c'erano arrivate segnalazioni che ci sono gruppi di giovinastri che disturbano le persone che sono in attraversamento dell'usenzo, e queste telecamere sicuramente potranno essere di grande aiuto. È comunque un deterrente la telecamera, la videosorveglianza, ecco. Quindi bene l'ok della prefettura e bene, insomma, l'attivazione di tutte queste telecamere, insomma, ecco. Quindi il sistema di videosorveglianza deve essere comunque potenziato, però so che l'amministrazione comunale aveva avuto anche indicazioni proprio dalle forze dell'ordine, quindi anche da noi, su quali erano le zone dove poter mettere queste telecamere, insomma, ecco. È comunque un aiuto importante. Io direi di chiudere qui. In sintesi, il nuovo DCPM che da giovedì, perché tanti ce l'hanno chiesto, messaggi, eccetera, Dalla e mezzanotte di oggi, insomma, ecco. c'è scritto qua da giovedì, quindi da domani. Sì, sì, sì. Oggi cos'è? Mercoledì, giusto? Perché oggi c'è Quindi la dalla pubblicazione mezzanotte, sulla Gazzetta Ufficiale esatto. e quindi dalle 22 di domani ci sarà praticamente questo coprifuoco, ci si potrà uscire solo per motivi molto importanti, per lavoro, per salute, o insomma di comprovata, diciamo, come si dice? Necessità. Esatto, esatto. Ok Mauro, ti ringrazio, grazie Benissimo. per Ciao tutta Andrea, la grazie e buona giornata a tutti. A te, ciao, grazie. Ciao. Ciao, grazie.